Mi trovo a Sale Marasino in provincia di Brescia, esattamente sul lago di Iseo, dove su segnalazione della dottoressa Emilia Cavasnisca, portavoce per i diritti del Comitato dei cittadini per i diritti umani, che andremo a incontrarla. Prego dottoressa, lei mi ha dato una segnalazione molto forte e ci ha chiesto il nostro intervento, ci parli di questo caso. Allora, del caso forse parlerà il diretto interessato, si tratta del suo fratello. Noi come comitato praticamente denunciamo gli abusi nel campo della salute mentale. Quello che andrete a sentire è un grande abuso, in quanto una persona 47 anni ospitalizzata, praticamente senza alcun esito positivo, una persona tolta dalla vita. Una persona isolata che non ha mai fatto una vita normale, ma è isolata così non disturbava più nessuno. Quindi 47 anni di calvario, psicofarmaci, elettroshock che non hanno portato a nessuna soluzione. Ecco, io mi fermerei qui perché la persona più adatta che potrebbe parlare di questo caso è proprio il signor Piero Zamboni. Vorrei comunque che lei facesse un'introduzione del vostro comitato e esattamente di che cosa si occupa. Appunto, come ho accennato, si occupa degli abusi nel campo della salute mentale e visto che le malattie, tra virgolette, non hanno una malattie psichiche non hanno una base scientifica, non hanno una concreta analisi del sangue, un TAC che potrebbe dimostrare alterazione. Non possiamo parlare di una malattia. E uso e abuso degli psicofarmaci che stiamo assistendo adesso nella nostra società è un pesante abuso. Non parliamo di elettroshock, che tante persone pensano che è stato abolito, invece è ancora in uso. 91 ospedali in Italia praticano elettroshock. Tra 2008 e 2010 praticamente 1400 pazienti sono stati sottoposti a questa pratica che noi consideriamo barbaria. Nata nel 1938, quindi in pieno regime fascista, e praticamente un psichiatra italiano, Cerletti, ha osservato che nel macello i maiali erano quietati con una scossa elettrica. Ha pensato che si potrebbe usare questa tecnica sugli uomini. Noi consideriamo che usarla per i maiali è un abuso, figuriamoci per la gente. Ovviamente la lista degli abusi non finisce qui. Io oggi ho parlato di queste due situazioni in quanto attinenti al caso che andiamo a vedere con il signor Zamboni. Ora andremo a incontrare il signor Piero Zamboni. Siamo nell'interno del locale del signor Pietro Zamboni, che ci parlerà della sua storia personale, che riguarda il fratello Arturo. Beh, cosa posso dire? Dopo 47 anni di ospedale cosa si può dire? Una vita rovinata. Si possono raccontare tante cose. Appunto, è entrato che ne aveva 20, ora ne ha 67 e è ancora in ospedale. Come è entrato è ancora uguale. Ha fatto degli elettroshock, ha preso delle pastiglie, se andavano bene o meno, i risultati non ci sono stati. Ora prende 3 pastiglie al giorno solo per dormire e sta tranquillo. Quindi dice che in questo percorso di cura-terapia non ha mai avuto miglioramenti, non ha mai avuto benefici. E, il fratello ora dove si trova? Si trova in una struttura di ricovero per anziani in provincia di Brescia. Ci parli della storia del percorso che ha fatto suo fratello? Il percorso è venuto a casa da militare dopo 8 mesi, non è più stato bene, ha girato tutti gli ospedali, è stato 25 anni in via Duca di Abruzzi, 10 li ha passati dove noi lo chiamavamo una volta manicomio, invece adesso è
una struttura di benessere, però i miglioramenti non ci sono mai stati. La patologia che è stata diagnosticata al fratello Arturo? È stato classificato schizofrenia. Tutta questa malattia avrà avuto un inizio. Addirittura quando sono andato, la prima volta che è andato a Bologna, che era militare, l'hanno portato a Bologna, io sono stato là, il tenente colonnello mi ha detto che questa malattia era già in corso. Allora se era già in corso ho detto perché l'avete fatto abile? E lui mi ha risposto, dice noi non possiamo guardare nel cervello della gente. Può darsi, dice che questa cosa qui sia uscita dopo. E infatti è uscita dopo. Qual è stato il tenore di vita di suo fratello Arturo? Il tenore di vita, i primi 20 anni abbiamo dovuto mantenerlo noi, perché non prendeva né pensione, né invalidità, non prendeva niente. L'abbiamo mantenuto tutti e avevamo pagato tutti l'ospedale. La differenza che c'era da pagare è sempre pagata a noi. Attualmente prende la pensione e l'accompagnamento e serve solo per l'ospedale. Quali sono stati i fatti predominanti che hanno portato a individuare questa malattia a suo fratello? Questo me l'ha detto il professor Pischedda, che era il direttore generale di Via Duca di Abruzzi, di Brescia, nell'ospedale. Poi, come mi ha ripetuto anche lui, dice, stando alla clinica, alla cartella clinica che hanno visto quando l'ho portato a Bologna, dice che era schizofrenico. Però io non sono un medico, non posso diagnosticare la malattia che ha. Sanno loro che sono professori. Certamente avere una situazione e chi vive una situazione nella propria casa crea abbastanza disagi, perché trattare una malattia mentale da sempre un po' problematiche. E poi ci sono altri svantaggi, perché noi abbiamo, mio papà e mia mamma avevano sotto una casetta da dividere, non possiamo farlo perché c'è questo malato. Adesso le fa il tutore l'altro mio fratello, però non sappiamo neanche se c'è da vendere la roba, se c'è da dividerla, se c'è da è chiaro che la sua quota ce l'ha, perché siamo in 8 fratelli, il suo ottavo ce l'ha, però cosa facciamo di un ottavo se non possiamo fare un appartamento? Avverto nelle sue parole molta sofferenza. Su tutte le cose, non una sola, sono tante. Dall'inizio alla fine, adesso ci sono i nipoti che reclamano, perché qualcuno è anche morto dei fratelli, reclamano la sua parte. Vendere non possiamo vendere perché c'è questo ammalato. Aggiustare non possiamo aggiustare perché nessuno è d'accordo. In questi 47 anni non si può parlare di guarigione, quindi. Per me come è entrato è ancora uguale, non è cambiato niente. Sostiene che nonostante le terapie che comunque il fratello Arturo abbia fatto, non ha mai avuto beneficio? Nessun beneficio, perché come è entrato è ancora uguale. Lui ha dei momenti lucidi li ha. Poi ha forse le 8 ore, non so, tranquille, fa quello che vuole, gira nel giardino, mangia, dorme. Cioè, altre cose non le fa. Adesso ormai c'è un'età che è diventato calmo e non ne fanno nessuna cura più adesso. E i medici cosa dicono riguardo questa situazione? Io ho parlato con il medico lì e lui ha detto che la persona è calma, tranquilla, non si agita più, dorme, mangia tranquillo, fa le sue ore di sonno, perciò le danno 4 pastiglie al giorno. Pastiglie siano.
Da quello che ho capito, suo fratello Arturo ha fatto 47 anni di strutture protette. Sì, 47 anni di ospedali non troppo simpatici. Quando andavo a trovarlo, lui si sedeva, mi raccontava un po', oggi mi hanno dato questo, ieri mi hanno dato questo, oggi mi hanno fatto gli elettroshock, sono stato un po' male, e poi la cosa finiva lì, perché più di quello non ti dicevano. Parlavo con gli infermieri, dice sì, è tranquillo. Prima che la malattia venisse diagnosticata al fratello, com'era il tenore di vita di Arturo? Era un tenore di vita come tutti quelli normali, perché prima di tutto era un bravo ragazzo e intelligente. Poi aveva cominciato a fare il suo lavoro, che era l'idraulico, e andava bene, aveva imparato bene. Poi è successo che come di solito si fa il militare, e l'hanno chiamato a fare il militare. Dopo 8 mesi di militare è venuto a casa che non era più Arturo. Avete mai chiesto spiegazioni? Sono andato, la prima volta che l'ho portato a Bologna, e lì ho parlato col tenente medico, dicendomi che questa malattia era già in corso. Perciò cosa posso dire io? Io la ringrazio per aver dato questa intervista informativa. Naturalmente lei ha vissuto questo dramma familiare, in primis persona, perché coinvolto appunto il fratello, e ancora ora si avverte la sua sofferenza personale, oltre penso a quella familiare che si estende a tutti i nuclei presenti. È chiaro che abbiamo sofferto un po' tutti, perché tutta la famiglia, bene o male, insomma, dopo tutto un fratello, ecco. Sicché noi, finché è lì che vedo che va bene, allora siamo lì tranquillo. Con questa intervista ha voluto lanciare un messaggio molto forte, e il suo messaggio che avrebbe dato? Beh, se non altro di trovare qualche miglioramento dopo tanti anni. Speravo che almeno qualche miglioramento c'era. Purtroppo è ancora uguale. Dopo 47 anni è ancora uguale, non è cambiato niente. Ora vorrei chiudere questa intervista, e visto che la dottoressa è stata presente, vorrei chiedere un'opinione personale a questa situazione. Cosa potrei aggiungere? Praticamente è stato detto tutto. Abbiamo visto la sofferenza, e questa è una sofferenza nel mare della sofferenza. Nel mare della sofferenza. Abbiamo sentito 47 anni di ricovero, una vita distrutta, una vita passata nelle istituzioni, mangia, dorme, beve. Questa è la vita. Qual è lo scopo di questa sopravvivenza? E le famiglie come questa ci sono tante. E io veramente sono molto grata a signor Piero, che ha voluto rilasciare questa intervista. Magari tante altre persone che vivono la stessa situazione si riconosceranno e finalmente si chiederanno: come mai qui dopo 47 anni nessun miglioramento? Anzi, io direi peggioramento, perché la persona che svolgeva una vita normale, faceva idraulico, era un bravo ragazzo, si trova in una situazione difficile, dopo militare, non so cosa è successo precisamente, ma si trova in una condizione difficile. Si poteva probabilmente aiutarlo in qualche altro modo. Nella vita ci sono tante situazioni difficili, ci sono perdite, ci sono le situazioni difficili da affrontare. Con gli psicofarmaci, con l'elettroshock, qual è il risultato? Il risultato è che la persona vive per 47 anni in una situazione così, come un vegetale. Siamo, come ha detto il signor Zamboni, siamo tranquilli quando lo vediamo che è tranquillo, ma abbiamo visto in questi ospedali la gente camminare come dei robot. Moltiplichiamo questa sofferenza per migliaia delle altre sofferenze e avremo
un quadro. Questi sono abusi molto pesanti, anche perché noi pensiamo che le cose sono lontane da noi. Non è vero. Come ho detto, la vita qualche volta ci riserva i brutti colpi. E ci sono dei momenti di fragilità. Queste persone vanno aiutate. Quello che ha subito il signor Arturo, fratello di Piero, è tradimento, non è un aiuto. È un tradimento. E come ho detto, ci possiamo trovare tutti in una condizione difficile nella vita e vogliamo ottenere un aiuto vero, non gli psicofarmaci, non l'elettroshock, che ci porta a questo tipo di vita. Il resto lascio ai telespettatori. Credo che ognuno è in grado di valutare da solo questa situazione. Grazie. Ringrazio il signor Piero Zamboni e la psicologa da Sale Marasino.